Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. È un sistema di segni, cioè un linguaggio. Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice. Ogni gol è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. La passerella dei giocatori, dei tecnici e dei dirigenti migliori della stagione calcistica siciliana. Ready? Un ron con 3 envases. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer regalada. Ponte en eso ya, si no papi, echa para allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo esto, que nos pongan la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca tu lado salvaje. ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I got more jewelry. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Regina Margherita ospita la 12ª edizione del premio Penalty Awards 2025. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Congediamo le straordinarie ballerine di Punto Danza. Grazie ragazze, complimenti, ci vediamo più tardi. Ebbene, siamo pronti a iniziare questa avventura 2025. Io credo che questo strepitoso teatro abbia nel DNA strutturale la possibilità di accogliere un premio così importante che da 12 anni mette in luce quello che è il cuore pulsante del calcio giocato. Parlo ovviamente del settore dilettantistico. Da 12 anni mette in luce tanti talenti che tra poco convergeranno su questo palco. Ci saranno personaggi, ci saranno storie, ci sarà talento, sacrificio e ovviamente i meriti. E solo i migliori saranno premiati. Ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse lui, che già in fase embrionale di questo progetto ci ha creduto tantissimo e adesso lo accogliamo. Signori e signori, il padrone di casa è lui, Ettore Tortorici! Buonasera a tutti, popolo del calcio. Mamma mia, quanti siete questa sera? Buonasera. Buonasera Paola, ma sei splendida. Buonasera. Buonasera a tutti, Paola Parisi. Grazie, buonasera. Paola, grazie. È un piacere per me accompagnarti in questa avventura che, come ho detto poc'anzi, da 12 anni porti in scena con grande orgoglio personale e grande concretezza, perché se c'è tanta gente è perché tu ci metti il cuore e lo fai bene. Noi ci vediamo dopo però. Grazie. Paola Parisi, a dopo, grazie. Paola ha detto bene, 12 anni che raccontiamo il calcio dilettantistico e lo facciamo con questo galà al termine della stagione agonistica, anche quest'anno una stagione intensissima con qualcuno che ha perso, qualcuno che ha vinto, qualcuno che ha segnato tanti gol e qualcuno invece che forse magari tanti gol li ha pure subiti. Però è anche vero che tutto il movimento del calcio dilettantistico ancora una volta è stato assoluto protagonista della domenica, soprattutto qui in Sicilia. Quindi io invito tutti i presenti a fare un grande applauso veramente a tutti coloro che hanno vissuto una lunghissima stagione 25-24 intensissima. Allora, come al solito premiamo il campionato di prima categoria, il campionato di promozione ed il campionato di eccellenza, e lo facciamo con delle nomination. Sono nomination dedicate al miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente. Tutto questo per la categoria promozione ed eccellenza, mentre invece solo per la prima categoria abbiamo 3 nomination come miglior allenatore e miglior giocatore in assoluto, ben 6 gironi quest'anno in Sicilia, e poi miglior dirigente. All'interno della nostra manifestazione abbiamo anche dei premi speciali che poi andremo a vedere tutti insieme con gli assoluti protagonisti del calcio siciliano e non solo. Pertanto adesso vogliamo giustamente conoscere tutte le nomination e lo facciamo categoria per categoria, ed invito tutti i ragazzi che fanno parte delle nomination a raggiungerci qui sul palco, perché loro faranno da contorno a questa parte iniziale proprio del nostro evento, i Penalty Awards 2025, che ci ospitano ancora una volta in questo teatro meraviglioso di Caltanissetta. Ringrazio come al solito anche tutta l'amministrazione, il sindaco Walter Tesauro e anche l'assessore allo sport, spettacolo ed eventi Toti Petrantoni. Allora, iniziamo subito con le nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Mi raccomando, tutti i ragazzi che fanno parte delle nomination ci raggiungono qui sul palco, chiaramente tutti quelli che chiamo. Iniziamo subito con il campionato di prima categoria e vediamo chi ci raggiunge qui sul palco per far da contorno a questa parte iniziale appunto della nostra manifestazione. Nomination dunque del campionato di prima categoria, dicevo 6 gironi intensissimi. Miglior giocatore va subito in nomination Francesco Di Giorgi del Camporeale Calcio, qui sul palco. Davide Mazzeo, Città di Mascali, sempre come miglior giocatore, e anche Davide Saggio della Futura Brolo. Abbiamo anche Giuseppe Sciliberti, che sono 4 in nomination. Per quanto riguarda invece gli allenatori, Fabrizio Belluso dell'Atletico Catania, Gianluca Catania del Bronte Calcio
e poi dovrebbe esserci anche Walter Figuccio del Salemi Polisportiva che ci raggiunge anche sul palco. Antonino Arizzi del Torre Grotta 1973 come miglior dirigente insieme a Dario Denaro del Riviera Nord, e poi abbiamo anche il terzetto che si chiude con Luigi Vendra della Sommatinese Calcio. Buonasera a tutti, raggiungeteci qui sul palco, non state lì dietro, mettetevi un po' più avanti così potete raccogliere anche l'applauso giustamente del pubblico. Quest'anno abbiamo un po' cambiato il nostro meccanismo per abbreviare i tempi, pertanto tutti avranno una loro passerella, a prescindere da chi vince e da chi perde. Loro sono quelli che sono in nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Avremo un vincitore come dirigente, un vincitore come allenatore ed un vincitore come giocatore. Questo lo scopriremo più tardi, perché per adesso arriva l'applauso da parte dei presenti. Loro sono quelli che vanno in nomination per quanto riguarda il campionato di prima categoria stagione 24-25. Grazie ragazzi, complimenti, potete accomodarvi e poi attendere il vostro turno per salire qui sul palco da protagonisti. Grazie. Arriva il momento del campionato di promozione e qui abbiamo più giocatori perché abbiamo detto che premiamo a partire dal portiere sino al dirigente. Quindi possiamo già partire subito con la clip, le nomination per quanto riguarda il campionato di promozione. Eccola qua subito la schermata ed iniziamo anche con la nomination miglior portiere. Subito Giuseppe Aglianò, Atletico Megara, che ci raggiunge qui sul palco. Daniele Cagnina, Bagheria Calcio. Abbiamo anche Flavio Manna del Camarat 1972. Le nomination per quanto riguarda il portiere. Difensore Cristian Costa del Bagheria Calcio, Leonardo Costa del Priolo FC e chiudiamo il terzetto anche con Francesco Lopez del Giarre Calcio. Intanto grazie per averci già raggiunto. Centrocampisti Bozzanga del Giarre Calcio. Abbiamo anche Valerio Fatta del Montelepre Calcio e chiudiamo il terzetto con Pietro Tomaino del Niscemi FC. Passiamo adesso agli attaccanti. Raimondo Lucera del Bagheria Calcio, a seguire Santo Salerno, Città di Mistretta, dategli una mano perché c'è la stampellina post-operatoria, Gioacchino Serio del Camarat 1972. Passiamo agli allenatori. Sevi Catania, Giarre Calcio. Sono 4 gli allenatori. Il secondo Fabio Comandatore, Niscemi FC. Abbiamo anche Giuseppe Cosimini del Messana 1966 e chiudiamo il quartetto con Angelo Tomasello del Bagheria Calcio. Passiamo adesso, dopo gli allenatori, ai dirigenti. Walter Mattina del Messana 1966, Enzo Piazza del Niscemi FC e chiudiamo con Francesco Tantillo del Bagheria Calcio. Eccoli qui, abbiamo fatto un'infornata per quanto riguarda tutti coloro che sono in nomination nel campionato di promozione e siete veramente in tanti. Intanto grazie per essere qui questa sera. Lui c'ha le stampelle ma non voleva assolutamente mancare. È una passerella importante anche perché il campionato di promozione, lo diciamo, è un campionato che da qualche anno a questa parte veramente è sempre molto intenso. 4 gironi con 4 squadre che portano a casa un bottino importante, il fatto che possono giocare la prossima stagione nel campionato di eccellenza. Allora, per voi che siete in nomination nel campionato di promozione, l'applauso del pubblico di Caltanissetta. Più tardi conosceremo i nomi dei vincitori. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Campionato di promozione, campionato intensissimo con la vittoria del Bagheria, la vittoria del Messana, la vittoria anche per quanto riguarda il girone C del Giarre ed infine anche la vittoria del Niscemi FC che ritorna in eccellenza dopo qualche anno. Dopo il campionato di promozione diamo subito spazio e lettura alle nomination del campionato di eccellenza. Anche qui 2 gironi intensissimi con 3 vincitori, perché sapete tutti il Gela raggiunge la Serie D attraverso la vittoria dei playoff nazionali. Nomination del campionato di eccellenza ai Penalty Awards, subito quella riguardante i portieri.
abbiamo Mario K della Nebros che ci raggiunge qui sul palco insieme a Thomas Colace, Città di Gela, ed il terzo Ivan Piccioni del Milazzo, i tre portieroni che hanno disputato un grande campionato. Gaspare Cacciola per i difensori, Modica Calcio. A seguire Roberto Crivello, Athletic Club Palermo, e la terza nomination per Davide Dama del Milazzo. Per quanto riguarda invece i centrocampisti, Rosario Licata dell'Unitas Sciacca, abbiamo poi a seguire Luca Palmisano del Modica Calcio e chiudiamo il terzetto con Colaro del Milazzo. Dopo i centrocampisti arrivano gli attaccanti, Salvatore Cocimano del Città di Gela, Flavio Dos Santos del Vittoria e poi il terzetto che si chiude con Giuseppe La Spada del Milazzo. Che bomber, mamma mia! Gli allenatori, Angelo Bognanni del Milazzo Calcio che ritorna in Serie D dopo un paio di anni, Angelo Galfano, Unitas Sciacca con una Coppa Italia importantissima, ed infine l'ennesima vittoria di Filippo Raciti, quest'anno allenatore dell'Athletic Club Palermo. Proseguiamo, adesso i dirigenti, Alessandro Bonafini del Città di Gela, abbiamo anche Giampiero Clemente dell'Athletic Club Palermo ed infine il presidente del Milazzo Calcio, Mauro Versaci. Beh, voi anche non potete scherzare, avete insomma un parterre meraviglioso. Quest'anno il campionato di eccellenza ha regalato delle emozioni pazzesche, 2 vittorie importanti, Milazzo insieme alla squadra dell'Athletic Club Palermo e poi la terza squadra, il Città di Gela, che vince i playoff nazionali. Quindi complimenti anche per voi, l'applauso del pubblico di Caltanissetta. Passerella doverosa. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Tra non molto conosceremo anche giustamente i nomi di coloro che portano a casa la palma dei Penalty Awards 2025. Possiamo già partire ufficialmente con la nostra manifestazione e lo facciamo subito con una premiazione, un premio importante. Alessandro Vagliasinti vince quest'anno il premio stampa all'interno dei Penalty Awards. Voi giornalisti soprattutto di Telecolor, insomma non amate apparire tanto al di là della vostra trasmissione, quindi il fatto che ti abbia convinto a venire qui a ritirare un premio, sono doppiamente contento. Allora Alessandro, noi parliamo di calcio dilettantistico, però diciamo che parte tutto da là, no? Poi da qui si può diventare certamente dei protagonisti nel calcio che conta. Sì, intanto io ti ringrazio, per me è un piacere, un onore, raccolgo sempre con gioia il tuo invito, saluto ovviamente tutti i presenti. Sì, anche nel mio caso, nel mio piccolo, l'inizio della carriera giornalistica a Telecolor mi riporta ai campi dei dilettanti. Seguivo all'epoca il Ragusa, per un periodo il Vittoria. Quindi poi vabbè, piano piano siamo andati in Serie C2, ho iniziato col Paternò di Pasquale Marino, di Ciccio Sotera e poi piano piano fino insomma al Catania, che seguo costantemente da insomma quasi 20 anni. Quindi diciamo anche in questo senso il percorso parte dal basso, ma è un basso importante perché comunque lì si comincia a vivere insomma l'evento, l'agonismo, la lotta punto a punto e tra l'altro insomma il nostro movimento calcistico dilettantistico, ci sono centri molto molto importanti, quindi auspichiamo che più squadre possibili arrivino al professionismo per spingere in avanti questo movimento che da alcuni anni, parlo delle squadre di vertice, purtroppo ha subito una battuta d'arresto, perché insomma avevamo 3 squadre in Serie A fino a non molti anni fa, Palermo, Catania e Messina. Adesso purtroppo ci dobbiamo accontentare
della Serie B del Palermo e della Serie C, tra l'altro con realtà che hanno vissuto problemi economici importanti, da ultimo il Messina, quindi è un movimento, quello siciliano, importantissimo a livello nazionale, perché credo che come bacino d'utenza sia una delle regioni più importanti in assoluto insieme alla Lombardia, quindi speriamo che nel professionismo arrivino più squadre che spingano in avanti i centri di spicco. Vorremmo che Palermo, Catania almeno stiano in Serie A costantemente per fare da traino a tutto il movimento. E la cosa più bella è che quest'anno anche Siracusa ha vinto un campionato importante, quello di Serie D, e quindi il prossimo anno sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C. A premiarti, e lo chiamiamo qui sul palco, sarà l'assessore allo sport, spettacolo ed eventi del comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, che invito qui sul palco. Allora, una battuta, essere di nuovo qui a Caltanissetta per noi è una grandissima soddisfazione, grazie, perché ancora una volta il teatro Regina Margherita è lo scenario ideale per raccontare il calcio dei dilettanti, che, come ha detto giustamente Alessandro, è un calcio che probabilmente trae spunto poi per i professionisti. Io ringrazio voi, intanto buonasera a tutti, benvenuti. Porto i saluti del sindaco che doveva venire, ma era a Palermo, adesso ha una duplice veste anche di presidente della provincia e quindi è un poco più impegnato. Però porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione e ringrazio te, Ettore, perché avete ancora una volta preferito Caltanissetta ad altre città. Ci siamo detti tante volte che per me è un onore tanto avere questa delega allo sport, che mi sta dando molte soddisfazioni in quest'anno, non peraltro perché siamo riusciti in 11 mesi ad avere qui a Caltanissetta tanti eventi importanti come il Trofeo delle Regioni, la settimana scorsa la partita del Sichelia con tanto pubblico al Tomaselli, quindi sicuramente è un onore, un piacere, e il fatto di avere questa tua manifestazione, questa vostra manifestazione che dà lustro al calcio, se vuoi lo chiamiamo minore, come ci siamo detti l'altro giorno, ma minore non è, perché se non ci fosse questo calcio non andremmo probabilmente allo stadio. Noi siciliani non abbiamo grandi squadre che ci rappresentano nei campionati più importanti nazionali. Io faccio riferimento alla squadra della città, quindi alla Nissa, che quest'anno ha fatto un campionato bellissimo, ci ha entusiasmato molto, ha entusiasmato non solo l'amministrazione ma anche tutti i cittadini, è una cavalcata praticamente ogni anno, ma faccio l'esempio della Nissa perché so che in tantissime altre città della nostra regione si vive lo stesso modo, in maniera veramente febbrile la domenica, si arriva alle 2, alle 2:30, si esce da casa magari ancora col pranzo in bocca per andare allo stadio e godere di buon calcio. Parli da tifoso, non parli più neanche da assessore. Allora, consegniamo dunque il premio stampa ad Alessandro Vagliasindi. Arriva la nostra Miriam che chiaramente consegnerà al nostro assessore la targa, che va subito naturalmente a un amico anche del calcio dilettantistico siciliano, Alessandro Vagliasindi. Grazie Alessandro, grazie. Non scappare. Ciao Alessandro, anche per te abbiamo una targa in ricordo della tua partecipazione giustamente ai Penalty Awards 2025. Grazie, a presto, grazie. È il momento subito di conoscere i primi vincitori e quindi parliamo del campionato di promozione. Andiamo subito nella schermata, la vedo già pronta, campionato 24-25, poi a partire la clip e scopriamo subito chi vince per quanto riguarda la nomination del portiere, campionato di promozione miglior portiere per quanto riguarda questa stagione. È un po' di suspense, vediamo un po' chi vince. Vince i Penalty Awards 2025, miglior portiere del campionato di promozione, Daniele Cagnina del Bagheria Calcio. Lo vogliamo subito qui sul palco. Primo classificato, Daniele Cagnina.
Bagheria che ha vinto il campionato, quindi insomma doppia soddisfazione, complimenti. Allora ti arriva subito la targa del primo posto e nel frattempo una battuta veloce. Bagheria finalmente riassapora anche insomma un calcio un po' più impegnativo, quello del campionato di eccellenza, con la prospettiva chissà magari di pensare ad una Serie D. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Come ha detto lei, Bagheria sicuramente è storicamente una grande piazza, mancava una categoria così come l'eccellenza da tanto tempo. Ci abbiamo messa tutta e ci siamo riusciti e siamo contenti di questo. Anche perché hai fatto un grande campionato. Complimenti ancora a Daniele Cagnina, portiamo il premio per Daniele, miglior portiere del campionato di promozione, stagione 24-25. Tra l'altro Bagheria, che sottolineiamo, insomma è un centro molto importante anche numericamente, molto vicino a Palermo, quindi complimenti, facciamo un applauso a Daniele Cagnina. Voglio ricordare che chiaramente quelli che sono in nomination potranno poi ritirare al termine dell'evento la loro targa di partecipazione a questa manifestazione. Abbiamo deciso di optare su questa soluzione proprio per accorciare i tempi, perché vogliamo insomma essere più veloci possibili. Passiamo subito ad un'altra nomination, parte la clip, parliamo adesso dei difensori. Via con la clip. Miglior difensore sempre del campionato di promozione, campionato intensissimo, 4 gironi, miglior difensore per quanto riguarda i Penalty Awards 2025, eccola qua la schermata, vince quest'anno un giocatore del Giarre, Francesco Lopez, che sale qui sul palco per ritirare il premio come miglior difensore del campionato di promozione. Giarre che insomma è un nome, una società importante, altro che eccellenza, bisogna pensare sempre in alto. Adesso tra poco ti arriva anche la targa che immortala questo tuo momento positivo, anzi guarda è già arrivata, la puoi già tenere e la domanda è veloce. Un Giarre di questo genere che sino all'ultimo ha battagliato contro il Camarat non si vedeva da tanto tempo, opera del mister ma opera anche probabilmente di un gruppo squadra molto interessante. Sì, anche grazie al mister siamo riusciti ad amalgamarci nel modo giusto ed è stata proprio questa l'arma vincente per poter arrivare fino in fondo e essere vincitore alla fine. La solita domanda, rimane il Giarre? Non si sa. Non si sa, grazie. Complimenti, miglior difensore del campionato di promozione Francesco Lopez, giocatore del Giarre Calcio. E dopo aver visto anche insomma il difensore, passiamo adesso al miglior centrocampista, parliamo sempre del campionato di promozione, può già partire la clip, scopriamo insieme chi vince. Un ruolo importante, il ruolo del centrocampista, perché è quello che gestisce un po' i tempi anche in un certo senso di una squadra. Miglior centrocampista ai Penalty Awards 2025, eccola qua la schermata, vince Pietro Tomaino, Niscemi FC, che ci raggiunge qui sul palco per ritirare anche lui il riconoscimento come miglior centrocampista. Eccoti qua, originario di Gela, mi hanno detto, bravo. Allora, tra poco ti arriva la targa, dico che quest'anno il Niscemi ha fatto una stagione bellissima, insomma ha dato filo da torcere all'inizio della stagione, poi avete fatto un filotto di vittorie che vi ha portato ad un distacco incolmabile e meritatamente raggiungete il campionato di eccellenza. Sì, intanto buonasera a tutti, quest'anno è stato un anno abbastanza difficile, però grazie al gruppo e grazie al mister abbiamo vinto questo campionato che non era facile. Niscemi che ritorna finalmente in un campionato impegnativo con una prospettiva, magari che so, pensare alla Serie D? Spero di fare un campionato di vertice, penso che la società stia lavorando nel migliore dei modi. Ci fa capire che rimane a Niscemi allora. Consegniamo subito la targa come miglior centrocampista per la stagione 24-25 a Pietro Tomaino. Grazie, complimenti ancora a Niscemi FC. Passiamo adesso a colui che deve fare i gol perché la squadra con un attaccante, con un bomber
è una squadra che probabilmente ha buone chance di vincere il suo campionato. Adesso scopriremo chi porta a casa la palma come miglior attaccante ai Penalty Awards 2025. La clip è già partita, campionato di promozione, 4 gironi, tanti bomber, soltanto uno si porta a casa la vittoria finale. Lo scopriamo insieme. Vince quest'anno Gioacchino Serio, Camarat 1972. Attenzione, è il terzo anno di seguito che ti porti a casa questo premio, e con 3 squadre diverse tra l'altro, quindi complimenti, ancora una volta confermi insomma che la porta la vedi. Gioacchino, il Camarat ha lottato sino all'ultimo con il Giarre. Campionato bellissimo, solo per un punto non avete vinto questa stagione, però poi alla fine ai playoff avete dimostrato che comunque il vostro progetto è un progetto importante e serio. Sì, intanto buonasera a tutti. Devo dire che c'è qua qualcuno che ha battagliato contro di noi, ovviamente è giusto che sia qui perché hanno dato ninfa vitale a questo campionato, è stato un bel campionato intenso. Loro sono arrivati prima al traguardo, però noi siamo stati bravi a battagliare fino alla fine tramite playoff. E ancora una volta con tanti gol tuoi. Quanti esattamente? Credo 22, 21, non ricordo. Che numeri, che numeri, che numeri. Sì, è stato un bell'anno, dal punto di vista personale, però quando vai a tagliare il traguardo con tutta la squadra credo che sia il merito di tutti. È vero. Terzo anno consecutivo, consegniamo subito a Gioacchino Serio la targa come primo classificato, come miglior attaccante della stagione 24-25 con il Camarat 1972. Complimenti, grande Gioacchino. Quando devo parlare degli allenatori, io mi trovo sempre un po' in difficoltà, perché io penso sempre che l'allenatore comunque che vince un campionato deve essere super premiato, però è anche vero che questo è anche un gioco, c'è soltanto un vincitore. 4 allenatori in nomination, l'allenatore del Bagheria, l'allenatore anche del Messana 1966, l'allenatore del Giarre che vince il girone C e anche l'allenatore del girone D del Niscemi. 4 allenatori che avrebbero meritato tutte e 4 chiaramente la palma dei Penalty Awards, però è anche vero che purtroppo soltanto uno vince, perché comunque questa è una bella passerella che va onorata e loro con la loro presenza lo hanno fatto gentilmente. Allora scopriamo subito la clip per conoscere il migliore allenatore del campionato 24-25, campionato di promozione, i Penalty Awards. Il miglior allenatore, c'è un po' di suspense perché è un ruolo importantissimo. Vediamo un po' chi vince quest'anno. L'allenatore del Niscemi FC, Fabio Comandatore. Questa suspense ci piace perché comunque crea pathos e siamo contenti. Grande onore chiaramente anche a quelli che non vincono. Ciao Fabio, l'anno scorso lo hai sfiorato, eri in nomination, quest'anno invece nomination perché hai vinto un altro campionato, a dimostrazione che il lavoro poi alla fine paga. Fabio. Ma sì, questo per me è un grandissimo onore e lo dedico soprattutto alla società che fin dal primo giorno ha creduto sempre in me. È da 2 anni che facciamo grandi cose a Niscemi, siamo partiti dalla prima categoria, in 2 anni di fila abbiamo vinto 2 campionati e la cosa importante che vorrei ricordare è che credo che nessuna squadra abbia fatto così, abbiamo fatto in 2 anni 46 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, credo che abbiamo fatto un grandissimo lavoro e questo è merito della società e soprattutto dei calciatori. Tra l'altro sottolineiamo che per quanto riguarda il miglior allenatore sono addirittura in 4 perché era giusto premiare i 4 vincitori dei 4 gironi. Fabio ha vinto il girone D con un campionato straordinario, subito la targa che immortala questa tua vittoria in questa stagione. Complimenti anche perché adesso insomma si guarda in grande, arriva l'eccellenza, arriva anche un pubblico, soprattutto perché è arrivato il nuovo stadio. Sì, col nuovo stadio nelle ultime partite abbiamo avuto circa 2000 spettatori a partita, questa è una cosa importantissima. E nelle prossime settimane mi incontrerò con la società per definire di nuovo di rimanere a Niscemi e di fare un campionato almeno per arrivare nei playoff. Grazie ancora. Fabio Comandatore,
Contento anche perché il Gela va in Serie D, ex giocatore anche lui del Gela. Chiudiamo adesso il campionato di promozione, lo facciamo con la vittoria a questo punto del miglior dirigente. Parte subito la clip, miglior dirigente del campionato di promozione. Andiamo subito a scoprire chi vince quest'anno i Penalty Awards 2025, anche in questo caso molta suspense. Eccolo qua, tra poco esce il volto. Francesco Tantillo, Bagheria Calcio. Francesco Tantillo che ha pilotato insieme a mister Tomasello questo Bagheria verso la vittoria di un campionato difficilissimo, perché il campionato di promozione non si vince facilmente. Ciao Francesco. Allora, nel frattempo che ti arriva la targa, una battuta, perché poi tra l'altro scopriamo anche che da qualche giorno hai dato addio anche al progetto di Bagheria, un altro percorso, andrai a Sciacca, però io voglio parlare del Bagheria perché comunque quando si raggiunge un obiettivo così importante, una vittoria di un campionato di promozione, rimane sempre qualcosa dentro. Sì, è stato un campionato difficile, devo dire che lascio Bagheria, una piazza fantastica, una società importante che comunque mi ha dato tanto, mi ha dato la possibilità anche di vincere. Devo dire che è stato un campionato davvero difficile, abbiamo vinto all'ultima curva, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Doppiamente contento, l'anno scorso solo nomination, quest'anno vittoria. Complimenti Francesco Tantillo, arriva anche per te la targa che immortala questo tuo momento che porterai caro anche nei tuoi ricordi. Grazie a Francesco, grazie, grazie. Voglio ancora una volta ricordare che al termine dell'evento tutti quelli che sono in nomination potranno ritirare la loro targa che immortala questa loro presenza appunto ai Penalty Awards. Abbiamo il Team Awards e quest'anno possiamo già partire anche con la clip. Scopriamo subito chi vince il Team Awards 2025 per quanto riguarda il campionato di promozione. Eccola qua, è la squadra del Messana 1966 che vince il Team Awards ed invitiamo qui il presidente Walter Mattina a ritirare giustamente questo riconoscimento. Messana che insomma ha sofferto soltanto un anno, adesso è ritornata prepotentemente nel campionato di eccellenza, una stagione tra l'altro molto bella perché avete fatto il double, avete vinto anche la Coppa Italia, complimenti. Tra poco arriva anche la targa. Presidente, tra l'altro so che siete veramente una famiglia, cioè avete un gruppo dirigenziale molto unito, avete costruito una squadra che quest'anno insomma ha fatto un campionato bellissimo, 2 vittorie, campionato e coppa che non si vincono facilmente. Innanzitutto la ringrazio per l'invito. Come dice lei, la Messana è una famiglia, il gruppo dirigente condivide un'amicizia di 40 anni, in qualche caso anche di più. Quest'anno siamo riusciti a fare un qualcosa di eccezionale perché stare concentrati tutta la stagione per vincere il campionato, avendo come contendente una squadra molto forte come il San Fratello e avendola ritrovata anche nella finale di Coppa Italia, è stata veramente molto molto difficile. Noi la stagione, dopo la delusione del play-out, l'abbiamo programmata il 6 maggio del 2024, all'indomani proprio della sconfitta. Avevamo 2 strade, o eliminare completamente il progetto o rilanciare. Abbiamo deciso di rilanciare, quest'anno ci troviamo con una squadra in eccellenza che ben rappresenterà la città di Messina, che vive un momento molto complicato. Qualora dovessimo essere chiamati in causa per un progetto più grande, siamo pronti anche per questo. E siamo molto contenti perché appunto quest'anno avete fatto una stagione meravigliosa. Subito il riconoscimento per il Team Awards al Messana 1966 al presidente Walter Mattina. Grazie presidente, ancora complimenti al Messana. Paola Parisi, dove sei? Perché ho bisogno di te. Eccola qui la tua Parisi, sono qui per te. Allora Paola, è anche vero che all'interno della nostra manifestazione abbiamo
alcuni momenti dedicati allo spettacolo, Esatto. e quest'anno abbiamo scelto 2 artisti siciliani molto interessanti. La prima, Esattamente, la prima artista che vi presento questa sera è un'artista che è stata già presentata in programmi molto importanti e l'ha avuta, pensate, Fiorello su Rai 2, oppure la Balivo, Caterina Balivo su Rai 1, insomma un talento nostrano che ci inorgoglisce. Lei suona tra l'altro uno strumento molto particolare, il pezzo che ci presenta fu il primo che lei scrisse, e allora ve la presento. Ali Fai, facciamo un applauso e la accogliamo sul palco. la troviamo qui sul palco, nel Dei frattempo Penalty possiamo già Awards. sistemare l'asta. Benvenuta, sistemiamo tutto l'occorrente per presentarci quello che è il tuo primo singolo, anche se poi al termine ovviamente della tua esibizione ti chiederò qualcosa perché so di qualche novità. Ecco qui che arriva l'ukulele, e allora vi lascio con Ali Fai e Help Me Today, prego. Help me today till I found my way, till I found that you got my way. So help me today till I found my way. So I wanted to be on my mind. Help me today till I found my way, till I found that you got my way. So help me today till I found my way. So I wanted to be on my mind. Oh, like my mama go, 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 go. I go, 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 but my mama no. Help me today, this is where I found my way. Help me today till I found my way. Oh, mama, 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 no, 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 no. Oh, where I go, I don't know, no, no, no. I don't know, no. When I find my name in clear, I want to stop that growing fear. Now you look at me and I don't know what to do. I find things from the things that I do. Let me sing and I hit right now. I buzz the music and I don't make a sound. Oh, I go, go, but my brain, I don't know, no, 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 no. Help me today till I found my way, till I found that you go my way. So help me today till I found my way. So I wanted to be on my mind. Oh, like my mama go, 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 go. I go, 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 go. Oh, my mama no. Help me today, this is where I found my way. Oh, when you do, oh, when you do things for you, you don't know where you're going with your life, but someday you will realize. Oh, someday you will realize it was all about you and the things that you thought you wouldn't do. So help me today till I found my way, till I found that you go my way. So help me today till I found my way. So I wanted to be on my mind. Oh, let my mama go, 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 go. I go, 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 but my mama no. Help me today, this is where I found my way. Help me today till I found my way, till I found that you go my way. So help me today till I found my way. So I wanted to be on my mind. Oh, let my mama go, 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 go. I go, 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 but my mama no, 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 no. This is where I found my way. This is what you do. Oh, this is where you find your way. If you have me today, if you just have me today, if you just have me today, have me today, Oh, mama no. Oh, mama no. Oh, mama, oh, mama, oh, mama no. Ali Fai, complimenti per questa tua performance, una grande artista siciliana che sicuramente porta in alto il nome della Sicilia. Innanzitutto, com'è stata l'esperienza con Fiorello, con la Balivo? Raccontami un po', sicuramente grandiosa. Allora, diciamo che intanto buonasera a tutti, grazie. Diciamo che è stata un'esperienza
bella ma così inaspettata che io mi rendo conto che mentre ero lì, cioè neanche me la sono goduta perché non avevo realizzato dove ero e cosa stavo facendo. Cioè io andavo, suonavo tranquilla e poi realizzavo dopo, dicevo aspetta, ma quella sono io sulla televisione, tipo, e quindi sicuramente è stato molto formativo e poi è stato bello vedere che loro di presenza sono come li vedi in TV, cioè sono molto disponibili alla mano, ti mettono a tuo agio. Non tutti sono così, credimi, ne frequento parecchi, però loro due sono sicuramente così. Allora, intanto complimenti per quello che hai già realizzato, ma so che c'è un progetto nuovo, un tuo lavoro che sta per uscire. Sì, perché allora io ho cantato in inglese perché all'inizio della mia carriera io scrivevo solo in inglese, che è stato bello perché mi ha permesso di suonare in Germania, in Corea, eccetera, però avevo un po' tralasciato, ecco, la nostra bella patria, e quindi sta per uscire il mio primo progetto interamente in italiano e quindi non vedo l'ora, ecco, di farlo ascoltare. Ovviamente in bocca al lupo, però come per alcuni personaggi dice Baudo, l'ho scoperto io ovviamente dico di te perché tanti anni fa fui la prima che ti incontrai sul palco e oggi quando ho detto a Ettore che ti avrei voluto qui non ha esitato a portare una grande artista qui ovviamente insieme a tutti noi. Ali Fly, grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. Appunto grazie, volevo ringraziare sia te e anche Ettore per l'invito, grazie ai quanti. In bocca al lupo. Quanti. In bocca al lupo. Grazie Paola. Ti lascio, ci vediamo dopo, grazie. E adesso, giustamente, l'annunciato premio Un uomo per lo sport, il premio Santo Palma. Abbiamo subito la schermata, lo facciamo perché dobbiamo presentare chi vince il premio dedicato a questo direttore sportivo che ci ha lasciato Enrico Musumeci con noi, il presidente della Meta Calcio a 5, campione d'Italia, che tra l'altro giocherà la finale adesso per confermarsi ancora una volta campione d'Italia. Complimenti. Incrociamo le dita. Intanto grazie, buonasera Presidente. E attenzione perché comunque confermarsi non è mai facile, quindi ritornare a giocare una finale importante con un palcoscenico certamente straordinario, credo che sia una bella doppia soddisfazione. Sì, una grande soddisfazione soprattutto perché durante l'anno nel campionato abbiamo dimostrato di come dire, meritare lo scudetto dell'anno scorso. Siamo arrivati primi nella regular season, abbiamo fatto 12 vittorie consecutive, quindi siamo diventati la squadra da battere. Adesso i playoff sono un terno, ma siamo riusciti ad arrivare in finale e giocheremo la finale nuovamente col Napoli, però stavolta una gara da loro e 2 in casa da noi. Giustamente perché il miglior piazzamento vi ha permesso, infatti. Tra l'altro lo scorso anno con la possibilità di giocare anche il campionato europeo per club, anche lì belle soddisfazioni. Sì, la Champions League. Abbiamo superato la prima fase dei preliminari a Copenaghen, siamo arrivati primi. La seconda fase, che è il main round, l'abbiamo organizzata a Catania, è stata una grande festa e siamo arrivati primi. E poi siamo andati in Spagna nell'Elite Round e siamo arrivati secondi nel girone, ne passavano 4, o secondo terzi perché eravamo a parità di punti. E quindi comunque abbiamo concluso il cammino fra le prime 12 in Europa. Siamo partiti in 60, quindi credo che sia comunque una grande soddisfazione. Avete sentito, sono partiti 60, quindi la soddisfazione è immensa. Consegniamo al presidente Enrico Musumeci della Meta Catania alla targa come momento importante dedicato ad un amico che lei sicuramente avrà conosciuto a Santo Palma. Allora, io conoscevo Santo Palma perché lo vedevo nei programmi, qualche volta insieme eccetera, ma non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, di passare una serata, una giornata con lui. E questo devo dire che è una cosa che il premio mi riempie ancora più di gioia, perché ho visto, come dire, quanto era voluto bene quest'uomo, quanto era serio, quanto era per bene, e quindi quando mi ha detto che avevo vinto questo premio, devo dire che forse ancora di più, come dire, sono rimasto felice e curioso e dispiaciuto di non aver conosciuto bene quest'uomo. Benissimo, tra l'altro dovrebbe esserci in sala anche la moglie Angela Coppola, eventualmente la coinvolgeremo in un secondo momento perché sappiamo che per arrivare qui è arrivata, eccola qui, allora la accogliamo con un grande applauso, Angela Coppola. Era arrivato un messaggino, siamo bloccati in autostrada, però per fortuna siete qui
e ci siamo riusciti a farvi salire anche per quest'anno sul palco. Enrico Musumeci, colui che porterà ancora una volta in alto il nome di Santopalma. Angela, è anche vero che insomma è la dimostrazione anche delle parole che ha detto Enrico che la figura veramente di Santo è ancora presente con noi. Tutti gli addetti ai lavori conoscevano benissimo la sua bontà, la sua dedizione, la sua insomma testardaggine. Sì, assolutamente, questa è una cosa che ci fa un grande onore e tantissimo piacere. Quindi quello che tra l'altro ci teniamo, sia io, mia figlia Flavia e mio figlio Simone in particolar modo, è proprio quello di tenere sempre vivo il nome e ricordo di mio marito. Quindi quest'anno poterlo donare a una persona del genere, così come l'anno scorso è andato al signor Leone, sicuramente a noi ci inorgoglisce più che mai. E da oggi avrà 3 tifosi in più, tra l'altro. Poi che è tutto mio, lo dico veramente, l'ho detto veramente perché lo penso, visto l'amore che avevano le persone, il mondo dello sport nei confronti di suo marito, e quindi questa cosa veramente mi ha emozionato in maniera particolare, quindi grazie, ve lo dico io. Tra l'altro noi quando parliamo di Santo al telefono ci emozioniamo continuamente. Abbiamo anche per la nostra amica giustamente una targa che immortala la sua presenza. Facciamo un applauso, Enrico Musumeci. È colei che rappresenta sempre la figura di un amico dei Penalty Awards e dei Penalty Santopalma. Grazie, grazie, grazie. Accomodatevi. Proseguiamo perché adesso è arrivato il momento di presentare un premio importantissimo. Ogni anno abbiamo, non so se è una fortuna oppure è una testardaggine, di portare qui sul palco dei Penalty Awards una figura importantissima dello sport. Anche quest'anno credo che insomma la presenza di colui che tra poco ci raggiunge qui sul palco è una presenza illustre che dà lustro chiaramente alla nostra manifestazione. È il momento di conoscere il premio alla carriera sportiva. Premio alla carriera sportiva. Il nome già lo abbiamo anticipato nella nostra promozione, ma è bello annunciarlo. Pietro Lo Monaco, che sale qui sul palco. È un onore e un piacere averla qui ai Penalty Awards, direttore, perché ogni anno abbiamo dei nomi importanti, abbiamo avuto gente che ha vinto il campionato, come ad esempio Righetti della Roma, e adesso avere colui che comunque per 10 anni ci ha fatto vivere un campionato importante, qual è stata la Serie A, il suo nome continua a essere sempre forte nell'ambiente del calcio italiano e internazionale. Direttore. Intanto ringrazio tutti e saluto tutti. È sempre un orgoglio ricevere delle manifestazioni chiamiamole di rispetto, anche se premio alla carriera mi sa tanto di Eifu siccome Immobile. Ma al di là di questo, a me fa molto piacere ricevere questo premio, riceverlo soprattutto in una manifestazione che riguarda il mondo dei dilettanti, che purtroppo molti lo considerano un mondo così marginale, ma evidentemente a cominciare dai vertici non sanno che è la grande base del calcio italiano. Io se domandassi a qualcuno di voi quante società nei dilettanti ci sono in Italia, pochi lo saprebbero. Ci sono ben 11.100 società per 63.000 squadre, per 1.100.000 di calciatori, 1.100.000 di calciatori che inseguono sogni, inseguono aspettative, tutto un mondo, e quindi i vertici dovrebbero tutelarlo in maniera diversa, proprio perché è la base del nostro calcio. E voi sapete che se le basi cadono, cade tutta la statua. E invece non ho mai visto, io ho fatto il consigliere federale per 4 anni, e credetemi, ho fatto delle guerre a molti componenti del Consiglio federale, e io gli domandavo del calcio dilettante, e molti non sapevano nemmeno di che cosa si parla. Quindi riceverlo in questa sede per me è motivo di orgoglio. D'altra parte anche in Serie A io l'ho sempre guardato, non l'ho mai abbandonato questo mondo. Pensate che ho fatto esordire giocatori in Serie A che venivano dai dilettanti. Io ho preso Fabio Caserta
che era la Nuova Igea, in Serie D, nell'allora Serie D, l'ho presi a parametro zero, e regalai alla società ben 50.000 euro alla Nuova Igea. E Fabio Caserta ha fatto una carriera importante, ora è un allenatore importante, ma è un mondo dove anche oggi, se andate a vedere, ci sono tanti giocatori di buona prospettiva e ci sono tante società che investono soldi. Ecco perché dico, quando si investe soldi si hanno delle responsabilità e bisogna fare le cose fatte bene, perché quando mi si dice professionista, non è professionista quello che è in Serie A, professionista lo si è anche in terza categoria, perché professionista lo si è nella testa, nel cuore e nella capacità di rispettare gli impegni. Quindi il mondo del professionismo ha soltanto una egida, no? Ma di fatto nell'essenza si può essere dei grandi professionisti anche facendo calcio nei dilettanti. Quindi sono contento di averlo ricevuto in questa sede. Grazie, belle parole, soprattutto per questo mondo appunto dei dilettanti che ogni domenica fa un sacrificio immenso. Eccolo qua, il momento che immortala la presenza sua all'interno dei Penalty Awards, ma la domanda che un po' tutti ci siamo posti, ma la possibilità di rivederlo di nuovo in campo, perché le voci sono tante, il calciomercato ormai è esploso. No, poco fa per scherzo un giornalista che mi faceva la stessa domanda, no? Dice, ma in quale società? Ho detto il Catania. Poi gli ho detto guarda che sto scherzando. Il problema non è tanto questo. Io al momento ho una società di consulenza, ho diverse società a cui faccio da consulente, quindi diciamo che il campo mi manca, ma relativamente, perché capita sempre che in una di queste società vado a fare anche il campo. L'anno scorso capitò al Novara, eravamo ultimi e siamo arrivati in zona playoff, quindi è una soddisfazione, però l'importante è fare calcio. Giusto, grazie. Il direttore Pietro Lo Monaco. Premio alla carriera sportiva, ma attenzione, una carriera che non si ferma mai, assolutamente.